Signore e signori, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay. Oggi, 31 ottobre, in diretta dagli studi di Tele Europa Network. Andiamo oggi di martedì, eccezionalmente, a seguito del posticipo di ieri sera Lecce-Cosenza. Per le prossime settimane ritorneremo sempre il lunedì. La copertina di oggi ovviamente è dedicata al Cosenza, ma andiamo con ordine, partendo dalla Serie A e dall'importante vittoria del Crotone per 2-1 in casa contro la Fiorentina. Crotone che riesce ad agguantare in classifica il Cagliari e ad arrivare a quota 9 punti. Per quanto riguarda la C, esce sconfitto il Cosenza ieri sera da Via del Mare per 1-0, mentre importantissima vittoria della Reggina in casa con il Catania per 2-1. Perde anche il Rende contro la Juve Stabia sabato pomeriggio e pareggia anche il Catanzaro in casa contro l'Andria. Andiamo subito a presentare gli ospiti di oggi, partendo dal conduttore Franco Segreto. Buon pomeriggio, grazie. Andiamo naturalmente a presentare gli altri ospiti della nostra trasmissione. Hai detto bene, parleremo del Crotone, vittoria importantissima sulla Fiorentina per 2-1, la gara praticamente se l'è aggiudicata il Crotone con 2 gol in 2 minuti e poi daremo ampio spazio a quello che è stato ieri il posticipo tra il Lecce ed il Cosenza. Vedremo tutti gli highlights, le immagini e anche le interviste del post partita. A te la parola, Silvia. Allora, cominciamo dalla mia destra per Cosenza Channel, Antonio Clausi. Salve a tutti. Grazie di essere intervenuto oggi con noi. Grazie a voi. Il nostro mister tecnico tattico Franco Giugno. Ciao, buonasera. E il nostro opinionista fisso amico Aldo Cennamo. Oggi lo vedo carico oggi. E oggi è molto carico. Bene, allora partiamo dalla Serie A. Franco, questo Crotone che conquista 3 punti importantissimi contro la Fiorentina e riesce a trovare una situazione di classifica un po' più tranquilla, diciamo. Un po' più tranquilla, un po' più, come dire, più allegra, tra virgolette, anche se il campionato di Serie A nelle zone basse si è delineato quasi con l'ennesima sconfitta del Benevento, 11-11, la sconfitta del Verona ieri nel posticipo con l'Inter, poi c'è la Spal che ha perso, il Genoa che ha perso, cioè la Spal che ha vinto, il Genoa che ha perso, e quindi praticamente se ne hanno approfittato in questa giornata solamente il Crotone di Davide Nicola, che ha raggiunto il Cagliari, che ha perso anch'esso a Torino contro appunto il Toro di Mihajlovic. E poi c'è stata anche la vittoria della Spal, quindi ne hanno giovato in questa settimana nell'ultimo turno Spal e Crotone. Tornando al Crotone, una vittoria che praticamente si è decisa in 2 minuti, col primo gol in Serie A di Budimir, poi ci ha pensato Trotta per il 2-0 e poi insomma la Fiorentina non è riuscita, diciamo, a portare le sorti dell'incontro in parità. Una vittoria importante, cercata, voluta, dopo la sconfitta del turno precedente a Roma con quel calcio di rigore di Perotti che non avrebbe sicuramente meritato, perché il calcio di rigore, come ricorderanno tutti chi ha visto la partita tra Roma e Crotone, è stato praticamente molto largo, tra virgolette, concesso agli uomini di Francesco. Detto questo, il Crotone che affronterà poi nel turno successivo sabato pomeriggio in anticipo il Bologna, e speriamo bene per la squadra di Davide Nicola che questa vittoria, ripeto, è stata una vittoria molto importante, dà morale e classifica alla formazione ionica. Bene, allora un giro con i nostri ospiti sul Crotone. Antonio, lì in fondo alla classifica il Crotone sembra comunque essere più squadra rispetto alle altre. Se guardiamo ad esempio il Benevento che continua ad incassare una media di almeno 3 reti a partita. Il Benevento sta andando avanti a record negativi per quanto concerne la Serie A. Nessuna mai aveva collezionato 11. Scusami, in Europa è la peggiore squadra delle Serie A europee. Delle Serie A europee, sì. Domenica si saprà, domenica. Mamma. Comunque sì, il Crotone, soprattutto sfruttando l'effetto Scida, perché in casa rispetto alla trasferta pare avere una marcia in più. Franco prima parlava di Budimir, il Crotone con come dire, dei calciatori ottimi per quanto concerne un campionato a vincere di Serie B, sta dando il massimo in Serie A. Questa è la mia idea. E poi permettetemi di citare 2 elementi di cui si parla poco probabilmente ancora. Uno è Nalini, che secondo me è un calciatore
che è arrivato tardi in questi palcoscenici. E poi l'ultima scoperta del direttore Ursino, Simic, un difensore centrale che con Ceccherini stanno tenendo a bada di giornata in giornata i vari Simeone, i vari Chiesa, i vari Dzeko, perché non dimentichiamoci che a Roma non è che la Roma abbia fatto così tanto. Prima Franco parlava del calcio di rigore, poi certo può succedere che si prendano delle imbarcate, perché comunque spesso e volentieri la differenza tra il Crotone e le formazioni di alta classifica è marcata. È successo a Bergamo per esempio con l'Atalanta. Esatto, è marcata. Però anche quest'anno il Crotone lavora e sta lavorando bene. Franco, tu parlavi appunto della difesa del Benevento come una delle peggiori. È tutta la la squadra che subisce. Quando perdi 11 partite su 11 non credo sia solo un problema della difesa. Vero. Io credo che sia assolutamente un organico insufficiente per giocare in Serie A, come ce ne sono tanti altri. Purtroppo questo è quel famoso discorso delle troppe squadre che militano nei professionisti. Il Crotone invece sfrutta alla grande il fattore campo, come diceva prima Antonio, cose che le altre concorrenti non fanno. La magia delle zio uscita in questo momento sta facendo la differenza, perché fuori casa non è che stia facendo sfracelli, però è anche vero che l'organico del Crotone è poco più che sufficiente, no, per questo campionato, e fa quello che può. Io credo che il segreto soprattutto sia l'allenatore, che è un grande motivatore ed è un grande entusiasta, trascina la squadra alla grande, l'organizza, si fa voler bene dei giocatori, e credo che i giocatori stiano dando più di quello che hanno in realtà. Cioè, nella partita di domenica contro la Fiorentina il Crotone è andato secondo me oltre le proprie possibilità tecniche, perché proprio per quell'animus pugnante che hanno, che viene trasmesso probabilmente dall'ambiente, dalla società, dall'allenatore e dallo stadio. Quindi in questo momento il fattore campo fa la differenza, speriamo che la faccia fino in fondo per centrare un'altra salvezza miracolosa, perché loro sanno benissimo che rischiano di poter retrocedere, lo sanno a priori, e questo è un vantaggio. Giocano all'arma bianca per tutte le 38 partite, poi alla fine tirano le somme. L'anno scorso è stato un miracolo, quest'anno credo che possano farne un altro, perché le altre squadre, le altre 5 o 6 squadre che lottano giù non è che siano tanto superiori al Crotone. Aldo, sabato il Crotone va a Bologna e affronta la squadra di Donadoni. C'ha possibilità di raccogliere qualche punto secondo te? Io l'ho vista in televisione la partita, quindi perché seguo il Crotone quando c'è la possibilità di farlo. Io ho visto una squadra molto viva, ha vinto con la Fiorentina, non ha vinto con una squadra che è pari al Crotone, perché se, come dice Franco Giugno, sotto il Crotone c'è una squadra che secondo me, proprio il Benevento è un esempio proprio europeo, stiamo facendo veramente una bella figura, domenica forse raggiungere il record in Europa di sconfitte e di 0 punti in 12 partite, quindi questa già la dice lunga su come siamo messi negli ultimi 6 o 7 posti, perché è vero, sì. Il Crotone svetta in questo momento, battere la Fiorentina ti dà la carica, si va a Bologna con una diversa carica, a 3 punti, ha una classifica non dico tranquilla ma quasi tranquilla, perché in casa, come dice Franco, il fattore campo gli sta dando una fortissima mano, perché sono bravi. Ma il Crotone l'ha vinta la scommessa l'anno scorso, quando ha avuto l'intelligenza, la forza, la capacità, perché ha dirigenti all'altezza. Orsino non è l'ultimo arrivato, secondo me è uno dei più grandi che abbiamo a livello italiano, quando non hanno licenziato Nicola con tutte quelle sconfitte che il Crotone ha fatto. Una serie di sconfitte ha garantito a Nicola la panchina, quella panchina garantita a Nicola per come si vede il calcio, ha consentito non solo al Crotone di salvarsi l'anno scorso, ma quest'anno a proseguire una serie di partite e di risultati che la vedono protagonista tra le squadre che dovrebbero scendere. Ma il Crotone non è una squadra che andrà in Serie B, perché l'ho dimostrato ieri, ma l'ho dimostrato anche a Roma. Se l'arbitro avesse avuto, se il VAR, il famoso VAR di cui si parla tanto, avesse avuto un minimo di gol, perché se fosse successo dall'altra parte il rigore non sarebbe stato dato, perché questa è la storia di questo calcio, poi parleremo anche di altre cose. Il Crotone secondo me a Bologna domenica andrà a fare risultato, perché è una squadra che viene da un risultato importante con la Fiorentina e probabilmente si porta anche i 3 punti a casa.
Antonio, volevi aggiungere qualcosa? Che in Serie A c'è un grosso problema, a mio avviso riguarda le squadre di media classifica. Sentivo proprio oggi in televisione questo discorso e lo faccio mio, lo sposo, nel senso che ci sono diversi club di fascia media che sanno benissimo che le concorrenti per la retrocessione non intaccheranno mai la loro posizione e quindi hanno iniziato da anni a spendere sempre meno e abbassare drasticamente il livello tecnico del nostro campionato. È questo che spiega i 36 gol di Dzeko, i 30 gol di Higuaín, i 32 non mi ricordo di chi. No, segniamo alla media dei portoghesi. Esatto. Bravo. Una volta in Italia vinceva la classifica con 18 gol, 20 gol. Adesso non ne bastano più 30, quindi evidentemente il livello tecnico... Perché questo ha una logica. Un campionato a 20 squadre, se lo portano a 18 probabilmente qualcosa cambierà, perché questo è un campionato in coda molto mediocre, in alto ci sono 4-5 C'è squadre, troppa forbice, non so se il Milan si inserirà, che fanno la differenza. Anche se, come diceva Antonio l'anno scorso, poi per fare questi calcoli qualcuno ci ha rimesso le penne, l'Emboli che a gennaio vendette Saponara perché era convinto che era già salvo, poi si è cappottato. Bravissimo. Ha preso bei soldini però per il famoso paracadute. Vabbè, però ha perso la Serie A. Lo so, però la riconquisterà quest'anno. Mi ricorda un po' il vecchio Romeo Anconetani, no? Faceva l'ascensore col Pisa, saliva e scendeva A, B, B, A e quindi ha messo dei bei soldini che poi sono serviti per il prosieguo dei campionati del Pisa. Silvia. Bene, chiudiamo la parentesi della Serie A, passiamo alla Serie C e andiamo a vedere subito risultati e classifica dopo l'11ª giornata. Trapani batte Bisceglie 3-0, Catanzaro Fidelissandria 0-0, Juve Stabia Rende 1-0, Lecce Cosenza 1-0, Monopoli batte Paganese 1-0, Fondi Casertana 0-0, Regina Catania 2-1, Sicula Leonzio Agracas 2-0, Siracusa batte Francavilla 1-0. Andiamo a vedere la classifica. Se arriva. Benissimo, è arrivata. In testa, capolista il Lecce con 26 punti, 21 il Monopoli, 20 Siracusa, 19 Catania, 18 Trapani, 17 Matera, Regina 16 punti, 15 punti Juve Stabia e Francavilla, Rende 14, Catanzaro, Sicula Leonzio e Bisceglie 12 punti, Fondi, Agragas 9 punti, ad 8 punti Casertana e Cosenza chiudono Fidelissandria e Paganese a 7 punti. Bene Franco. C'è da correggere subito il Monopoli perché il Monopoli ne ha 22, quindi sono i 4 i punti di vantaggio del Lecce sul Monopoli. È uno sbaglio di battitura quando si va sulla tastiera. Bene, andiamo a fare l'analisi di questa classifica. Cosa ci dice oggi questa classifica? Ci dice naturalmente che ne parlavamo a telecamere spente con l'amico Franco Giugno, che il Lecce ha una marcia in più perché ha ottenuto 8 risultati utili consecutivi, frutto di 7 vittorie, quindi 7 per 3, 21, più uno di un pareggio solo, 22 punti nelle ultime 8 gare, quindi ha una marcia molto importante, 4 punti di vantaggio sul Monopoli, addirittura 19 ne ha il Catania, che è stata costruita dall'AD Pietro Lo Monaco per il salto di categoria, quindi sono 7 punti sul Catania che insomma dopo però il Lecce è una partita in più del esattamente Catania. Perché deve riposare, questo lo stavo dicendo, le altre hanno riposato e quindi insomma dice lunga su quello che hanno intenzione appunto nel salendo. E diciamo che la copertina aspetti appunto alla formazione di Liverani, che ieri poi parleremo anche del Cosenza in maniera specifica, il Trapani che torna alla vittoria con questo 3-0 in trasferta, vittoria anche del Monopoli in trasferta contro la Paganese per 1-0. Questo per quanto riguarda le parti alte, c'è da dire che nell'ultimo turno poi è riposato il Matera. Invece per quanto riguarda le calabresi, il Rende esce sconfitto dallo stadio di Castellammare di Stabia, sono tornati a giocare al Mende sul terreno praticamente riveduto e corretto, è stato rifatto l'impianto anche di illuminazione, 1-0 con un gol di Paponi a fine primo tempo. E diciamo che la copertina in Calabria la merita la Regina che ha battuto il Catania per 2-1 con una doppietta di questo Andrea Bianchimano, un attaccante, ne parlavamo anche nelle precedenti trasmissioni, da tenere veramente d'occhio perché è uno che in area di rigore ci sa fare veramente e si fa trovare sempre pronto per la battuta a rete. Catanzaro decimato anche con l'uscita di Kunzi dopo alcuni minuti, aveva già
era sceso in campo senza Infantino, senza Letizia, senza giocatori importanti, non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Fidelis Andria. Rende Regina ne abbiamo parlato e parleremo della sconfitta del Cosenza, forse avrebbe meritato un punto la formazione di Braglia per quello che ha fatto vedere ieri sera a Via del Mare a Lecce. Antonio, le calabresi in classifica, vediamo il Lecce, vediamo il Rende nell'ultimo posto utile per i playoff. Poi troviamo il Cosenza invece in coda alla classifica al penultimo posto insieme alla Casertana. Ti aspettavi dopo 11 partite, quindi dopo... La Regina pure in zona playoff. La Regina anche in zona playoff, quindi dopo un terzo di campionato questa classifica. Ma io sfido una persona in Italia ad aspettarsi una classifica del genere a luglio. Ma è inutile che ci giriamo intorno, su questa classifica pesa eccessivamente la partenza ad handicap del Cosenza che ha la peggiore difesa del campionato e il peggiore attacco del campionato. Quindi questa classifica è Poi ce lo spiegherà Mister Giugno, che significa avere il peggiore attacco e la peggiore difesa. Avere questa classifica significa che è una media da retrocessione. I numeri sono impietosi. Però c'è sempre il ma in questo caso. Il Cosenza, visto contro il Bisceglie e soprattutto a Lecce, invita all'ottimismo a margine di una prestazione, quella con il Bisceglie, specialmente nel secondo tempo, grintosa e vogliosa di conquistare finalmente 3 punti davanti ai propri sostenitori, e a Lecce una prestazione di carattere, la oserei definire io, dove Braglia è riuscito ad imbrigliare il Lecce per tutto l'arco della partita, dove facendo molta densità davanti nella propria tre quarti campo, in maniera tale da impedire ai giocolieri giallorossi di ragionare laddove possono fare male, inducevano lo stesso Lecce a dover impostare con i 2 difensori centrali, dove Cosenza è uno stopper classico, un Marcantonio da contrasto che fa sportellate. Marino si è visto in maniera evidente andare in grossa difficoltà quando deve usare i piedi dolci per dare delle idee e dei suggerimenti ai compagni. Bravo Braglia, il Cosenza sta crescendo, anche questo atteggiamento tattico sembra poter dare i suoi frutti, c'è da migliorare, è ovvio. Ieri quando dalla regia Rai Sport hanno chiesto al Presidente Guarascio, caro Presidente, a gennaio che cosa si fa? Il Presidente sembrava Dybala, dribblato subito la domanda parlando di tutt'altro, però è ovvio che se il Cosenza vuole cullare dei sogni playoff per disputarli in maniera importante, a gennaio bisogna correggere gli errori, e ribadisco, gli errori che purtroppo nessuno di noi aveva individuato a luglio, perché ci eravamo illusi che questo mercato potesse essere stato un mercato da top club, da big, evidentemente ci sono stati commessi degli errori. Bisogna correggere questi sbagli fatti con dei giocatori adeguati al progetto che Piero Braglia vorrà portare avanti fino alla fine del campionato, perché comunque l'ossatura il Cosenza ce l'ha buona. Braglia ha rimesso in sesto la squadra, gli ha dato nuove motivazioni, ha dato delle frustate probabilmente a chi doveva darle, e questi giocatori sono per il momento tornati ad elevare il livello delle proprie prestazioni, quindi io sono ottimista perché ho visto dei passi in avanti. Allora, andiamo a vedere gli highlights, così li commentiamo poi insieme ai nostri ospiti. Eccole qua. Siamo a Via del Mare con 10.000 spettatori, 7.600 paganti, poi per quanto riguarda la differenza sono tutti abbonati, no caro mister? 63.000 euro di incasso. 63.000 euro di incasso. Ti dico la verità, mi aspettavo più gente, sai? Sì, ma hanno dato i biglietti a 2 euro per le scuole calcio, tra le altre cose. Mi sarei visto Quindi che questa è una classica anche del sud. Esatto, mi aspettavo qui vediamo la panchina del sicuramente Cosenza con il vice Chiussi, Trinchera che poi sarà espulso, il team manager Marulla, Cosenza in maglia bianca e Lecce in maglia giallorossa con pantaloncini neri. Qui va alla battuta il primo tiro del Cosenza con Mungo, para per Rucchini a terra, ci prova qui Lepore dalla distanza, si distende Saracco alla sua sinistra e devia. Qui c'è una bella ripartenza del Cosenza, mister, se mi vuoi aiutare. Sì. Qui palla a seguire per Mungo sulla sinistra che tira e qui poteva fare di più Mungo, poteva fare di anche più. se è andato via molto bene. Ecco, questa è stata una bella azione dove il Cosenza ha rubato palla in pressione ed è andato in porta, ha creato il 3 contro 2, forse Mungo poteva fare qualcosa di ecco, più. qui io mi vorrei soffermare perché stamattina io ho parlato con alcuni amici arbitri, mi hanno confidato naturalmente
di rimanere in anonimato anche arbitri che sono praticamente arbitri in categoria superiore, che il gol solitamente 7-8 arbitri lo assegnano, 2-3 no. E alla valutazione, ne parlavamo, a discrezionalità, secondo la valutazione dell'arbitro, considerato che non c'è il VAR naturalmente in Serie C. Quando crossa Statella, ecco, io pregherei Enzo Leonetti che è alla regia, e lo ringrazio, così come ringrazio Michele Cava alla Camera e ringrazio anche Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Vediamo il cross di Statella, perché sembra che il difensore del Lecce prenda per la maglia praticamente Baclet, e nello stesso tempo poi Baclet cerca di divincolarsi, e come diceva ieri il nostro amico per Rai Sport, mister Mario Somma, in effetti poi Baclet ha una bella stazza di 1,85 m, eccolo qua. Possiamo poi andare piano piano, c'è il cross di Statella dalla sinistra e qui c'è il tiro di Baclet che termina prima sul palo di destra del portiere, poi torna la palla sui suoi piedi e la ribadisce in rete. Lì l'arbitro però aveva fischiato per un fallo, mister, e poi sentiamo anche cosa ne pensa Franco Giugno, per un fallo in attacco. Se possiamo tornare poi agli highlights, così li commentiamo, e poi torniamo naturalmente a vedere le azioni salienti. Torniamo alle immagini Enzo Leonetti, torniamo subito dopo il gol che non è stato convalidato a Baclet del Cosenza sul cross dalla testa di Statella. Poi il Cosenza praticamente ha tenuto bene, vado io avanti anche se non c'è la visione in questo momento delle immagini, ha tenuto bene il campo, eccolo qua, una fase difensiva che ha rimesso in sesto quasi mister Braglia. Qui c'è una punizione e un tiro di Lepore che praticamente sulla seconda palla fa la barba al palo di destra. Ancora il Lecce in avanti, c'è un cross dalla sinistra, ancora palla per Lepore, tira ma appunto la sfera termina alta sulla traversa. Qui abbiamo visto una fotografia del tecnico Liverani. Cosenza che si era difeso bene, qui c'è ancora una punizione del Lecce che termina alto sulla traversa e poi qui c'è un colpo di testa di Dermacu che sfiora il palo della porta difesa da Perrucchini. Calcio d'angolo, ci mette una pezza Saraco, e qui c'è il Lecce in avanti e Di Piazza, il nuovo entrato, che fa 30 metri da solo, poi cerca l'incrocio dei pali ma lo sfiora solamente, e qui c'è il gran gol di Mancoso. Al 73esimo. Al 73esimo, sì Silvia, è praticamente la fotocopia, caro mister, di quello che aveva fatto a Matera nel turno precedente, quando il Lecce aveva vinto per 1-0 contro la formazione di Auteri. Un tiro dalla distanza imprendibile anche per Saraco. Braglia poi sentiremo, conoscendo forse le capacità balistiche di Mancoso avrebbe dovuto forse stringere più. C'è Calamai che si accorge in ritardo della chiusura, e comunque il tiro è stato molto molto bello. E qui praticamente c'è un altro tiro dalla distanza di un giocatore del Lecce che termina fuori, e poi insomma è una parte le due squadre poi si allungano. Qui c'è mi pare Idda che mette un pallone in calcio d'angolo, arriva il triplice fischio di questo signore, se lo inquadriamo, non mi è piaciuto per niente questo arbitro, questo Marchetti di Ostia, se mi date la camera grazie, non mi è piaciuto per niente perché ha arbitrato bene solo il primo quarto d'ora, poi si è vista una certa sudditanza psicologica. Era successo l'anno scorso quando al Cosenza non fu convalidato il gol, vi ricordate, di Gambino col suo drop, l'arbitro dice no, ho fischiato mentre il pallone stava per andare in rete. Sembra che ci sia un maligno sortileggio quando si gioca in Salento a Lecce, sembra che le cose non debbano andare mai bene per il Cosenza. Questo è il calcio, questa è la dura, dico io. A Lecce, Franco, prego. Per carità, io volevo concludere dicendo che forse il Cosenza, per come ha giocato, per la disposizione messa in campo da Braglia, per le chiusure che ha fatto e anche per quelle poche occasioni da rete che ha avuto, compreso il gol annullato a Bacletto, il tiro di Mungo, l'altro tiro di Mungo, il tiro praticamente di Statella e poi di Mendicino, che in effetti poi ha appoggiato alla difesa del Lecce dopo che gliel'avevano regalata la palla sul finire. Diciamo che poi, per quanto mi riguarda, tutto sommato un pari poteva anche starci. Ci dobbiamo fermare un attimo per il primo blocco pubblicitario, restate con noi. Bentornati con noi. Allora, abbiamo visto gli highlights di Lecce e Cosenza e adesso diamo la parola a mister Franco Giugno
che ci dirà che Cosenza ha visto ieri sera a Lecce, quali margini di miglioramento ci sono stati che cosa, insomma, da dove deve ripartire il Cosenza visto i prossimi impegni, sabato contro il Fondi e poi martedì ad Agrigento. Niente, allora i margini di miglioramento ci sono stati e sono evidenti. Diceva prima Clausi col Bisceglie, la squadra ha disputato una buona partita, soprattutto la seconda parte. Ieri a Lecce la squadra ha disputato una buona partita, certamente soprattutto nella fase non possesso ha imbrigliato i salentini davvero con un atteggiamento notevole, tenendo vicino le linee, facendo densità davanti negli ultimi 30 metri, come diceva prima Antonio, non permettendo e chiudendo tutte le traiettorie di passaggio ai fantasisti del Lecce, Torromino, Pacilli, Manco stesso. Mangoso, quindi Armellino, quindi è stata molto brava a fare densità, chiudere le linee di passaggio, concedere solo tiri dal limite, anche se a volte molto pericolosi, e pochi tiri, come diceva Aldo, nello specchio della porta, quindi poche volte il Lecce è entrato in aria e questo è il merito del Cosenza. È ovvio che adesso bisogna dare continuità, perché nel calcio non conta una partita, conta la continuità. Io posso anche giocare la grande partita con Lecce, poi però devo vincere col Fondi, devo vincere l'Agrigento, devo dare continuità a questi progressi di gioco, perché sennò una rondine non fa primavera. Però i segnali sono buoni, Braglia ha dato più linfa alla squadra, si vede dal punto di vista motivazionale, anche dal punto di vista fisico-atletico, ha tagliato un bel po' di rami, ha organizzato la squadra dal punto di vista tattico anche in un certo modo, dove tanti giocatori si esprimono ancora meglio, vedi Statella che è cresciuto nelle ultime 2 partite, quindi ci aspettiamo sicuramente una grande partita sabato con il Fondi e la conseguenza devono essere i 3 punti, perché se no sarebbe, non dico drammatico, però voglio dire, spegnerebbe quel piccolo entusiasmo che si sta ricreando dopo queste ultime prestazioni. Quindi lei ci ha fatto la propria partita, doveva vincere, ha vinto non giocando un calcio spettacolare anche per merito del Cosenza, però ha vinto e come dicevi prima te, cioè, ti fa pensare il fatto che abbia 7 punti di vantaggio sul Catania e ben 8 sul Trapani, perché io credo poi che alla fine Monopoli e Siracusa non vadano, se no vuol dire che, come diceva Antonio, abbiamo sbagliato tutto. Sono convinto pure io. Quindi le rivali più dirette sono già a 7 e a 8 punti, questo fa molto molto pensare. Una squadra che nelle ultime 8 partite ne ha vinte 7 e pareggiata 1, credo che nell'arco del tempo stia dimostrando che sia assolutamente la più forte, non nella singola partita. Quindi il Cosenza credo che sia sulla strada giusta, l'allenatore credo che sia un top player per la categoria e i frutti si stanno vedendo, anche se non in termini pratici, però dal punto di vista del gioco, del miglioramento, dell'aspetto tattico, della convinzione si stanno vedendo e quindi io credo che dobbiamo essere molto fiduciosi. Aldo, venerdì durante la conferenza stampa mister Braglia ha parlato che l'obiettivo resta comunque la conquista dei playoff e poi una volta lì potersela giocare. Secondo te, alla luce della gara che abbiamo visto ieri sera, è un obiettivo ancora possibile visto gli 8 punti in classifica? Quanti minuti ho? Pochi. Poi c'è Claudio che deve parlare pure Antonio, no? Allora, guarda, Sul Cosenza, no, Antonio? Hai già parlato tu. Io vorrei fare Puoi ancora dirlo. Faccio un accorato appello al Catania, al Trapani, al Monopoli, al Siracusa, alla Regina stessa, dicendogli: signori, il campionato lo vince il Lecce, auguri, ma non perché è la squadra più forte, probabilmente sarà, ma perché probabilmente, secondo me, mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico, hanno già deciso in alto, come l'anno scorso hanno deciso che il campionato doveva vincerlo il Foggia. Quindi questa è la mia premessa per dire, perciò ho chiesto quanti minuti ho speso 30 secondi per dire questo. Se lei mi chiede
il Cosenza secondo me arriverà nei playoff, perché il Cosenza l'ha dimostrato sia contro il Bisceglie che ieri, mostrandosi per me superiore al Lecce ieri, perché il Cosenza era giocato da Cosenza, con un gioco fatto in un certo maniera, armonico, con una difesa attenta, con un portiere attento, con un centrocampo attento, con un attacco purtroppo ancora miope. Il problema è l'attacco, dove purtroppo alcune anche azioni belle che ieri il centrocampo gli ha fornito ai nostri attaccanti, a Bunco, a Baclé e a Mendicino, purtroppo sono stati vani, perché purtroppo sotto rete non abbiamo la lucidità giusta per fare gol. Esempio, Mungo, quando quella palla gli arriva, al posto di andarci con il tacco, se l'avesse fatta scivolare la palla avrebbe fatto gol, perché quelli sono gol che se ci vai col tacco la palla se ne va in un altro posto, per dire come. Quindi se analizziamo bene la partita ieri, il Cosenza per me è stato il nostro portiere, tranne, come dice Franco, palloni fuori a 10 metri dai pali dalla porta, il portiere del Cosenza non ha fatto una parata. C'è stato l'Eurogol, perché quello è un Eurogol che ci può stare, ci sta nel calcio, e Lecce si è portati 3 punti a casa. Il trionfalismo dell'allenatore del Lecce mi pare che sia fuori posto, perché poi avevo visto Liverani come si atteggiava in panchina, facendo il gradasso, scusate, pure io se avessi la in parola, panchina anch'io se avessi Ferreira, quei giocatori Di Piazza, come ce l'ha la Juventus o lì, ma è facile, quando uno spende 4-5 milioni di euro come ha speso il Lecce per vincere il campionato, secondo me è troppo comodo agitarsi in quel modo, mentre Braglia, come diceva Franco, un allenatore di categoria, importante, serio, ha rimesso i giocatori del Cosenza che sembravano veramente delle persone che di calcio li ha messi in una situazione di potersela tranquillamente giocare. Abbiamo visto ieri anche giocatori importanti che hanno fatto la differenza. Certo, probabilmente io non avrei cacciato Baclé, devo essere sincero. Io non avrei cacciato Baclé, perché Baclé era l'unico che in quel momento poteva, quando è entrato Caccavallo, mi pare, Caccavallo. Poteva probabilmente essere meglio in attacco assieme a Caccavallo. Ha tolto Baclé, da quel momento in poi la squadra si è disunita, il gol fatto, però il Cosenza se l'è giocata alla grande. Io penso che il Cosenza arriverà tra le prime 6 o 7 del campionato e si giocherà i playoff. Ce lo auguriamo. Antonio, volevo chiederti proprio questo, la sostituzione Caccavallo per Baclé in quel momento preciso della gara, dove comunque Baclé aveva dato tutto quello che poteva dare, si era speso tanto, secondo te era il cambio giusto da fare, e se il problema del Cosenza è anche questa panchina molto, diciamo, corta o comunque fatta per lo più di giovani? Beh, allora, innanzitutto, se Baclé sta bene, Baclé gioca sempre. Partiamo da questo presupposto. Si sacrifica alla grande. Quindi, io ho letto anche sui social delle critiche, però a mio avviso ingiustificate nei confronti di Baclé. Ma è un'opinione personale. Posso dire una cosa? Non me ne vogliono gli amici dei social, prendiamo ad esempio i giornali sportivi nazionali, hanno dato 6,5 Gazzetta dello Sport, 6,5 Corriere dello Sport, 6,5 Tutto Sport, quindi fanno testo questi, voglio dire. Aggiungo che il Corriere dello Sport oggi ha fatto un titolone sul Cosenza, grande Cosenza. Il Corriere dello Sport non è troppo incline, perché poi ognuno, i social sono belli perché ognuno può esprimere il proprio parere, però non hanno il Vangelo del calcio in tasca. Proprio perché essendo un giocatore molto generoso aveva dato troppo, forse non ne aveva più. La scelta di Caccavallo potrebbe essere anche motivata per aprire le maglie del Lecce, perché partendo più da lontano aprire la difesa del Lecce, magari con i 2 centravanti stavano un poco più chiusi. Questo bisognerebbe chiederlo a Braglia. Evidentemente se lui lo fa giocare titolare crede molto nel giocatore, se poi lo sostituisce ci sarà aveva dato tutto, non dimentichiamo che dopo 30 secondi era stato colpito alla nuca. Franco, non dimentichiamoci che nella settimana appena conclusa Baclé si è allenato 2 volte per un problema al polpaccio. C'è sempre un motivo, no? Esattamente, altrimenti io non credo che Braglia cacciava probabilmente l'elemento che dava qualcosina in più degli altri. C'è stato sicuramente lui lo conosce, motivo. Sa quello che aveva e quindi. Ma c'è da aspettarselo, anche comunque visti gli allenamenti settimanali. Baclé non si è mai allenato per questo problema al polpaccio, un problema di natura muscolare, quindi non è facile lavorare quando si soffre in una zona così delicata. Ha giocato regolarmente, ha giocato bene, ha preso anche una botta nei primi minuti di gioco.
diciamolo fino in fondo, dai, era preventivabile questa sostituzione anche per dare spazio a Caccavallo con la strategia che il mister ha enunciato prima, anche perché negli ultimi minuti poi il Cosenza è passato al 4-2-3-1, arretrando Mungo in mediana e quindi ha cambiato anche l'assetto di gioco, dando più qualità e velocità con Caccavallo e Liguori e alzando Satella. Certamente i cambi sono stati determinanti e come diceva Aldo prima sono stati determinanti a favore del Lecce, perché se io in banchina mi trovo Ferreira, mi trovo Di Piazza e mi trovo questa gente qua, è normale. Giocatori che vengono dalla Serie B, Aldo, giocatori che vengono dalla Serie B che partono dalla panchina. Lo ha detto anche Liverani. Io una domanda vorrei Di Piazza, Ferreira. Sulla partita, una domanda, che me la sono fatta ieri sera, che non riuscivo. Ma se il gol annullato al Cosenza da quest'arbitro che è recidivo, Gambino, fischiato, non fischiato, e via dicendo, ma ti sembra che l'avrebbe annullato il gol se fosse stato il gioco a favore del Lecce? Vabbè, questo non si può dire, Aldo. Io penso che gliel'avrebbe dato. Non si Franco. può dire, onestamente non si... Io gli penso che gliel'avrebbe, perché quello è un gol da non si può annullare, perché anche la televisione ieri sera, che può essere anche una televisione un pochino di parte a noi, ma non penso che la televisione è di parte del Cosenza, la RAI, parlo della RAI, del Cosenza ha parlato benissimo la RAI, perciò i commentatori, chi ha commentato nella fattispecie Mario Somma, più volte ha fatto vedere il filmato e tra il primo e il secondo tempo hanno affermato che il gol poteva essere convalidato, hanno detto che quello è un gol che non si può annullare, è un gol regolare. Tant'è vero che l'arbitro ci ha pensato, ha fatto un'altra operazione. Al 43esimo del primo tempo ha dato una punizione al Lecce inesistente, nell'area, quasi al limite dell'area di rigore. Ma signori, ma noi le partite le vediamo. Come no? Poi l'arbitro è in buona fede, diciamo che è in buona fede. È in buona fede. Però signori, Marchetti di Osti è stato in buona fede, bravo ad Aldo. Bravo ad Aldo, Marchetti di Osti in buona fede, bravo ad Aldo. Silvia. Franco, parliamo di Saracco. Che Saracco hai visto? Perché sulle uscite personalmente l'ho visto veramente, veramente bravo e sta dimostrando per me di meritare una maglia da titolare. Silvia, ne ho parlato già nella scorsa trasmissione, è un ragazzo che viene da una scuola importante di portieri come quella del Toro, quindi viene dalla Primavera del Torino, è stato qui a Cosenza, mi pare che questo sia il terzo anno, è stato sempre al suo posto, non ha mai una parola, diciamo, che abbia potuto far, come dire, per il fatto che giocava sempre Perina, magari, come dire, far sobbalzare sulla sedia i vari direttori sportivi, no, è stato sempre al suo posto, ha aspettato, diciamo, che arrivasse il suo turno, ha giocato solo in Coppa Italia, che io ricordi Antonio qualche partita forse a fine campionato, esattamente. Ma per il resto è un ragazzo che, come dire, è rimasto al suo posto, ha aspettato il proprio turno e adesso sta dimostrando di saperci fare. Di saperci fare ho visto non solo nelle palle alte, perché ha dimostrato sicurezza, ha dimostrato anche con la difesa stessa. In questo momento, come ha detto Braglia, c'eri anche tu alla vigilia, quando ha presentato la partita l'allenatore del Cosenza contro il Lecce, ha parlato di Perina, è un momento di riflessione ed è giusto che in questo momento giochi Saracco, che Saracco non è assolutamente il suo vice. Ripeto, è un ragazzo che ieri ho visto tranquillo, sereno, come qualche altro giocatore del Cosenza della difesa, mentre prima non lo vedevo. Così come ho visto qualche centrocampista molto più tranquillo rispetto a prima, quando la palla tra i piedi scottava. E quindi sarà che uno di quelli che ha guadagnato la maglia da titolare, io dico che se la porterà ancora per molte giornate addosso. Bravo Saracco. Antonio, dimmi. No, su Saracco volevo spendere anche io una parola. Sì. Saracco, come diceva Franco, ha atteso il suo momento in silenzio, però non dimentichiamoci che si ritrova a Cosenza, tra virgolette, quasi per caso, nel senso che il Cosenza non aveva rinnovato il contratto a Saracco, poi cambiata la legge sul regolamento degli over dei calciatori fidelizzati e dei calciatori bandiera, rientrando Saracco in questa categoria, si è ovviamente messo sotto contratto immediatamente. Quindi il Cosenza si è ritrovato in casa una fortuna, tra virgolette, perché accantonato Perina, il Perina che conosciamo è il miglior portiere della categoria. Anche in Serie A, voglio dire, vengono accantonati portieri importanti. Assolutamente. Quindi è giusto dare a Saracco quel che ti sarà. Però secondo me, scusami, prego, Perina paga tutto quello che c'è stato prima di Braglia, anche la preparazione che facevano prima di Braglia. Mister Fontana, rispetto a quella che Braglia oggi gli fa fare con elementi del posto. Con Luigi Pincente. Braglia non si è portato il codazzo 6 o 7 persone.
mamma mia. A Cosenza si sta dimostrando che a Cosenza ci sono tantissimi bravi, io lo ripeto sempre in ogni trasmissione, tantissimi bravissimi allenatori, direttori sportivi, preparatori atletici. Il Cosenza si è affidato a questo ragazzo, a questa persona. Figlio di Pino, che salutiamo, di Pino Pingente, Luigi. Pingente, che già faceva parte del vecchio Cosenza. Come no? Ai portieri è stato affidato a Fischetti. E questi ragazzi, abbiamo visto anche che fisicamente questi stanno meglio rispetto a prima. Probabilmente Fontana, il mister Giugno fa bene a difendere tutti gli allenatori perché lui è una persona per bene, aveva una preparazione diversa di Braglia, sì, a lunga gittata. Non aveva la preparazione, la famosa preparazione a oggi secco. Che Saracco prende il posto di Perina non è per me una sorpresa, perché probabilmente Perina ha pagato lo scotto di una preparazione che non era confacente a quelle che sono le caratteristiche di Perina, e questo mi dispiace perché Perina è stato l'anno scorso. Sentiamo Franco Giugno, preparazione a secco adesso, ce lo vuoi spiegare Franco? Prima non si faceva con Fontana, adesso con Pino Pingente, con Luigi Pingente preparazione a secco. Io credo che sia fondamentale. L'ha detto Braglia in conferenza. Io credo che sia fondamentale, qui di volta in volta ci si inventa pure l'acqua calda, quindi dai droni a... Sì, infatti. Quindi lasciamo stare. Io credo che sia importante, siano entrambe le cose. Il lavoro con la palla e il lavoro a secco. Il lavoro a secco è fondamentale perché va ad allenare delle situazioni che con la palla non puoi allenare, l'intensità, tutte quelle cose che non le puoi allenare, quindi poi se no facciamo davvero tanti discorsi inutili. Per quanto riguarda i portieri, io credo che non sia, a meno che Fischietti non abbia il dono dell'onnipotenza. Però c'era Federico Orlando, ma non credo che parlato. in un mese un preparatore dei portieri possa cambiare le condizioni generali di un portiere. Ecco, evidentemente Perina ha perso Orlandi. Bravo. Sì, e lì stiamo parlando di un fatto certo. Bravo. Un grande preparatore dei portieri che ha lavorato negli anni, non in un mese. Attenzionato al Cagliari, diciamo. No, negli anni non in un mese. Va a Cagliari il prossimo anno evidentemente il ragazzo, come diceva Aldo, sarà stato più che altro condizionato dal modo di giocare del Cosenza. La difesa molto alta, lui secondo me ha qualche pecca a giocare fuori dalla porta, non è secondo me fortissimo fuori dai pali. Perina, qui come si parlava di giocatori di prospettiva, se io vado a vedere un portiere, devo valutare tutte le situazioni di gioco, e nel calcio moderno la cosa che ti chiedono di più è essere più bravo possibile lontano dalla porta. Io credo che Perina non sia bravissimo lontano dalla porta, mentre il ragazzino in queste due partite ha dimostrato che lontano dalla porta, anche se le palle che arrivavano da parte dei giocatori del Lecce erano abbastanza lente, quindi leggibili, però comunque lui era molto bravo, intuitivo ad andarle a prendere, e questo può essere un vantaggio per lui, e siccome ha trovato un allenatore che non guarda in faccia nessuno, potrebbe essere la sua opportunità, come Perina l'ha avuta per 2 o 3 anni, il ragazzo potrebbe averla adesso. Bravo. E se continua ad andare come sta andando, probabilmente giocherà fino alla fine. Andiamo subito a vedere. Ascoltiamo mister Braglia. Enzo Leonetti, dai. Abbiamo cercato di fare una partita che si doveva fare, penso. Una partita attenta, a dare pochi spazi e ripartire quando si poteva. Per un periodo l'abbiamo fatta anche discretamente, poi nel secondo tempo un po' meno. Il problema è che lì si doveva uscire, invece l'abbiamo fatta stoppare, toccare, calciare. La squadra lì esce e perlomeno gli impedisce, come ha fatto un po' anche Cosenza in alcune occasioni, a corpo morto si è buttato su chi tirava. Però non è qui che il Cosenza al limite deve prendere dei punti. Il Cosenza deve fare il suo percorso, deve lavorare, migliorarsi, perché c'è tante cose da migliorarsi, però mi sembra che la strada che abbiamo preso sia una strada giusta. Tutto qui. Dobbiamo essere molto più cattivi, dobbiamo muoverci molto di più, dobbiamo attaccare di più gli spazi, dobbiamo sacrificarci di più. Avevamo anche gente che rientrava, ci manca anche un attaccante come Tutino che in queste cose è anche abbastanza bravo, perciò vediamo, speriamo di tirarsi fuori da guai alla svelta.
Ascoltiamo, sì, abbia detto tutto, ha racchiuso un po'. Non li attacchiamo. Qualcosina insomma Calcio deve di migliorare. sacrificio, lui chiede un calcio di sacrificio, mi sembra che sia giusto. Un calcio di sacrificio, quello che volevo spiegare prima, Bacletta, Mendicino, Statella stesso, proprio perché la classifica generale in questo momento ha bisogno di ossigeno che non hai, quindi calcio di sacrificio e poi come diceva in conferenza possiamo arrivare nei playoff, dice Braglia. Certo, e poi si è arrabbiato anche un po' sul gol perché lì ha detto che i difensori dovevano uscire maggiormente anche Calamai che era lì. e anche Credo il che- centrocampo doveva Credo che sarebbe stato difficile per uno dei centrali uscire su quella palla, erano troppo distanti. Ma c'era Calamai? Doveva uscirci il centrocampista più vicino alla palla e ha avuto un poco di esitazione e quella è stata fatale. Franco, io volevo farti invece una domanda prima di andare ad ascoltare, poi abbiamo il difensore del Cosenza Dermaco, anche lui ha dichiarato poi qualcosina che sentiremo subito dopo la tua risposta. Io ho visto che Lecce, la parte più importante del Lecce era la catena di destra. La nostra catena di sinistra è andata in difficoltà con Dorazio che ha perso un po' la bussola, ho visto che anche i passaggi dal punto di vista tecnico li ha sbagliati, andava spesso sul fallo laterale, perdeva la palla eccetera. L'Epore lì, sull'Epore cosa avresti fatto tu? Non ti metto in difficoltà, per carità. No, guarda, lui cercava di far scivolare più velocemente possibile i giocatori che erano in mezzo al campo, però loro giocavano apposta sui cambi di gioco. Hanno giocato sempre a destra. Giocavano sempre da sinistra a destra sui cambi di gioco veloce per non dare tempo a Cosenza di scivolare apposta lì bisogna dire una cosa però, ecco, questo è qualche merito agli allenatori, bisogna darlo, questo è il metodo di Verani, che l'Epore se gioca a terzino destro è il metodo di Verani, per me è un animale sulla fascia destra da terzino, Parte da dietro. è una cosa impressionante, cioè ha una capacità aerobica, una potenza tacita che fa paura, cioè lui è in grado di attaccare la fascia 30-40 volte in una partita. E questo è importante. A sinistra questa forza loro non ce l'hanno, in più a destra avevano uno scorrimento di palla più facile, a sinistra siccome il gioco lo faceva iniziare Di Matteo. il difensore di sinistra, Cosenza Di Matteo. no, il difensore come si chiama? Il marcatore di Marino. Marino che sempre sbagliava, quindi avevano più difficoltà a fare il gioco. Costituito nella ripresa da quel ragazzo. Però hai ragione tu, il fatto di Lepore a terzino destro è stata una mossa diciamo importante. Sì, ed è davvero bravo. Andiamo a sentire Dermaco e poi Sì, Aldo. ascoltiamo Dermaco. C'è rammarico perché abbiamo avuto diverse occasioni per poter segnare comunque, e come l'hanno avute loro le abbiamo avute anche noi. Chiaro che venire qua non è facile fare risultato perché stiamo parlando di una grande squadra come il Lecce, però penso che abbiamo fatto una bella figura stasera. Sì, abbiamo cambiato anche modulo, quindi abbiamo dovuto cambiare tutti un po' mentalità perché ci mancava sicuramente un po' di cattiveria, avevamo una mentalità sbagliata diciamo fino a quel momento. Adesso secondo me se strappavamo un punto qui eravamo tutti più contenti, però continuiamo per la nostra strada. Il nostro obiettivo è quello e dobbiamo classifica abbastanza corta, nel senso se ingarri un paio di risultati utili consecutivi poi centreremo il nostro obiettivo sicuramente. Chiaro che essere lì non ci aiuta, perché mentalmente un po' si può accusare la posizione in classifica, però siamo pronti a dare tutto da qui alla fine. Dopo Dermaco volevo dire una cosa. Siamo pronti a dare tutto da qui alla fine, ha detto Dermaco. Da poco per il Cosenza. Lui lo dice da grande tifoso, altro, però io sono convinto davvero che Cosenza possa raggiungere i playoff. Ancora non è. Io ti dirò, per me in testa il campionato noi non possiamo dire che è finito, non saremo professionali, però abbiamo una squadra che ha una leadership molto forte, molto marcata. Dal quarto posto in poi, ha ragione Aldo, cioè Cosenza potrebbe tranquillamente arrivare nei primi 5-6, se però già da domenica, da sabato, incomincia a fare sul serio, perché se no non ti aspettano più. Però le ultime prestazioni lasciano ben sperare che ci possiamo rilanciare. Ripeto, io sono molto fiducioso nel mister, credo che lui sia oltre che un ottimo allenatore anche un ottimo motivatore e ha un carattere di ferro, quindi
tutto questo è importante per dare la svolta decisiva. Hai visto che ha detto, no? Bisogna attaccare gli spazi, questo vuol dire la profondità, questo vuol dire essere più concreto. questo vuol dire faticare, quindi tutti i giocatori non hanno voglia di attaccare gli spazi. Quando la gente dice ma Balotelli in nazionale, io non lo so se voi lo vedete giocare Balotelli. Ma non si può guardare, cioè voglio dire, sta lì, aspetta, se gliela danno addosso bene gioca, se no non gioca. Così non vai da nessuna parte. Ho capito. Per attaccare gli spazi significa pure che deve avere Dispendio energetico deve avere eccezionale. una panchina No, sufficientemente. bisogna avere Ho capito, gamba, non la però, panchina, caro Fra, bisogna ma se avere tu gamba. giochi come hai giocato con Lecce, poi qua a centrocampo devi fare un cambio e non hai più Bruccini, Ma io non credo- hai più che fai? Beh, metti Liguori, è un ragazzino e Ma io ti credo che- devi adattare, poi è chiaro che devi giocare con un altro spirito e lo ha detto Ma io credo che Braglia. a gennaio il Presidente, se e se questo ci volevo sono le dire io. condizioni per poter andare nei playoff, e da qui a 6 o 7 domeniche lo vedremo, che il Presidente, se l'allenatore chiederà 2 o 3 sacrifici, magari sforbiciando qualcosa che già hai, Sì, per esempio, no, io- credo che il Presidente Sulla non si fascia tirerà destra indietro. Io ieri Statello non l'ho visto in palla come l'ho visto in casa del Bisceglie. Stella ieri se voleva fare un piccolino passi indietro, perché Stella su quella fascia poteva dare qualcosa. È vero che c'è stato un momento che Baclé poteva dargli una palla e Statella avrebbe sicuramente fatto o gol oppure avrebbe passato la palla al centro, però onestamente da Statella tutti si aspettano qualcosa di perché deve fare la differenza su quella fascia. Donazzo, sono d'accordo con te, ha sbagliato ma poi c'era anche si intrecciavano con il compagno e non riuscivano a chiudere le azioni. Ok, abbiamo capito allora il funzione di Aldo. C'è da fare una reclama? Sì, c'è un nuovo sponsor, Milano Fashion Outlet, che veste il Cosenza Calcio. Abbiamo visto del Marco Infatti questo sto la dicendo, nuova divisa che del era Cosenza Calcio, è molto targata fashion. Milano Fashion Outlet in via Montesanto 96 a Cosenza. Ci andremo pure noi. ovviamente. L'ultima ci andremo anche volta noi. era nel 2010-2011, Sì, c'era Castagnini come direttore sportivo che pretese immediatamente le divise sociali. È E vero. anche Braglia ieri aveva Anche questo fa parte del Bravo, della di un crescita look, della società, insomma, della dai. crescita di una società, certo, del blasone di una società, tra Non l'altro. c'è dubbio, io ho visto anche il Presidente ieri a fine primo tempo, era abbastanza tranquillo, contento, perché il Cosenza in effetti teneva bene il campo, forse anche lui sperava in un risultato positivo che poi insomma non c'è stato. Mancuso, come dicevamo, Mancosu si è inventato quel gol bellissimo e insomma se lo era inventato già a Matera. Sì, ieri è stato espulso Trinchera, anzi lo avevamo invitato tramite il nostro collega Gianluca Pasqua, addetto stampa del Cosenza Calcio, per una diretta telefonica, ma ha garbatamente rifiutato l'invito, poi lo avremo prossimamente. Ci fermiamo per il secondo blocco pubblicitario, restate con noi. Rientriamo in studio per la terza e ultima parte di Replay. Abbiamo adesso una parentesi di cronaca, vedremo il servizio della nostra Anna Franchino su Denis Bergamini. Ricordiamo che il processo ripartirà il 29 novembre a Castrovillari e viste le ultime novità di queste settimane lanciamo appunto questo servizio della nostra inviata. C'è un'indiscrezione che emergerebbe dall'inchiesta sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre del 1989, sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Sarebbe morto soffocato, e quanto trapelato dalle perizie effettuate sul cadavere del giovane, riesumato nei mesi scorsi, dopo la decisione del GIP di Castrovillari che ha accolto la richiesta del procuratore Eugenio Facciolla. Indiscrezioni che forse troveranno conferma nell'udienza fissata a fine novembre, di cui ci fornisce i particolari Donata Bergamini, sorella del calciatore, che da quasi 30 anni si batte per conoscere la verità. Quello che so io, l'udienza con i periti dovrebbe essere il 29 di novembre a Castrovillari. Donata non conferma la notizia riportata dai media, ma di sicuro, se l'ipotesi trapelata trovasse conferma, allora per la famiglia sarebbe un ulteriore passo verso una verità che chiedono ormai da troppo tempo. Che la verità fosse un'altra da quella che era stata scritta, noi lo stiamo urlando da 28 anni.
Ovviamente io ho molto rispetto per le persone che operano nel mondo della giustizia nonostante tutto quello che mi è caduto addosso e quindi ritengo giusto prima ascoltare le loro parole e dopodiché parlare io come persona, come familiare. Che cosa sia esattamente successo a Denis saranno i periti a dover esporre. Io sono molto fiduciosa sia nell'operato della procura che nell'operato dei periti. È chiaro che questa verità poteva essere accertata anche prima, nel senso che già nel 2015 il mio avvocato Fabio Anselmo, nella richiesta di opposizione all'archiviazione, aveva messo in luce che comunque c'erano delle nuove tecnologie dove dalla riesumazione si poteva vedere cosa era successo a Denis. Cosa è successo effettivamente? Aspettiamo per vedere cosa viene esposto. Ovviamente noi l'abbiamo sempre detto che Denis è stato ucciso e spero che questa verità, che la vera verità, diciamo così, venga a galla molto presto e che finalmente la maglietta numero 8 di Denis possa essere rimessa sul campo del San Vito. Allora, chiudiamo questa triste parentesi e ringraziamo Anna Franchino del servizio. Allora Franco, andiamo velocemente a vedere cosa è successo alle altre calabresi, partendo dalla Regina che ha battuto il Catania in casa per 2-1, doppietta di Bianchimano, Regina che ha segnato proprio allo scadere, al 95esimo più o meno. Andiamo a vedere gli highlights e li commentiamo insieme. Eccolo qua, ecco gli highlights. Il Catania in maglia bianca non avrebbe meritato, per quello che ha fatto nel primo tempo il Catania contro la Regina in trasferta, Regina in maglia amaranto, e c'è un cross dalla destra subito, Mazzarani gioca a caccetta, il primo tiro e va alla sinistra il portiere Cucchietti. Per quanto mi riguarda Cucchietti è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo. Qui ancora un attacco del Catania, avanti con Curiale, il quale tira, sfiora il palo alla destra di Cucchietti. Ancora Catania, qui si gira Curiale, tiro alto sulla traversa. Quindi il Catania che praticamente costruisce tantissime occasioni, qui Cucchietti comincia il suo show. Un tiro praticamente di Mazzarani, vola all'ingrocio e respinge. Qui ancora Catania in avanti, Curiale, Cucchietti, palla sulla traversa, qui praticamente l'arbitro però annulla per un fallo in attacco. Non so per la verità se c'era del fuorigioco, Frank, mister, mi puoi venire incontro, probabilmente per una presunta posizione di fuorigioco, giusto? Sì, sì. Qui c'è la Regina che si fa vedere per il primo tiro dei Turissi che termina alto sulla traversa. E ancora la Regina in avanti con Bianchimano, supera Bogdan nella piazza. Signori, questa è la prima occasione vera della Regina. Questo è Andrea Bianchimano, prego mister. Questa è la differenza quando hai un grande centravanti. Il Catania, guarda Franco. Lo stop a seguire è spettacolare. Bogdan destro viene su superato, destro e poi non ha incrociato. Il portiere si aspettava l'incrocio, invece ha giocato sul palo suo. La Regina naturalmente la differenza tecnica il concetto che dicevi tu, loro hanno avuto 5-6 palle gol ancora non è finita, no? Frank. Qui c'è praticamente il cross dalla sinistra di Marchese, incrocia Curiale di testa, stacca molto bello questo gol ed è l'1-1. Però un grande finalizzatore, hai visto che cosa ti può combinare, sì, no? Sì, Curiale che ci aveva provato anche prima, ci aveva provato pure Caccetto, cross dalla sinistra di Marchese, ecco qua. Incornata di Curiale, palla sotto l'incrocio. Qui diciamo che sono molto responsabili i due centrali, questo mi somiglia molto al gol di Icardi contro il Milan, tra i due centrali, solo che quello con palla a terra. Del fuoco per togliere questi fumogeni, cara Silvia. Qui inizia il secondo tempo, c'è sempre il Catania in avanti, un tiro dalla distanza che termina alto sulla traversa, risponde la Regina. Anche qui va un tiro alto sulla traversa, 1-1 e sembrava che le due squadre stessero per accontentarsi, ma così non è, perché poi insomma per l'Italia anche questa azione del Catania ci prova sempre la Regina con De Francesco lì ecco il gol di Bianchimano al 95esimo. Signori miei, al 95esimo
c'è un'azione bellissima di De Francesco sulla destra, la mette in aria e qui, caro Antonio Fauci, c'è uno sbaglio fondamentale anche mister dei due centrali, o mi sbaglio? Si schiacciano troppo. Ecco qua. Vediamo un attimo. C'è Tulisso, il cross è di Tulisso. Anche se Bianchimano parte libero già dal limite dell'area senza che nessuno lo segue. Tedeschi non mette la gamba e Bianchimano arriva a rimorchio, come la vogliamo inquadrare hanno questa? seguito, come fanno quasi tutti i difensori, la traiettoria della palla e non l'uomo, quindi se lo sono proprio Possiamo tornare in studio, Enzo? Questo potrebbe essere un errore grave perché, voglio dire, tu puoi dimenticare un giocatore qualunque, non il centravanti della squadra avversaria sapendo che è bravo. Fino a facevamo l'esempio di Icardi col Milan, no? Quindi, ci sono degli elementi importantissimi, Franco, in questa regina, De Francesco, ma soprattutto Tulissi, Bianchimano. Io mi ricordo che sono almeno due o tre puntate che io e te facciamo insieme, tu hai sempre parlato di questo centravanti con grande entusiasmo e oggi effettivamente... Eppure non meritava il Catania per come è iniziato la partita. Assolutamente no, la squadra non meritava assolutamente di perdere, anzi meritava di vincere, però la differenza l'ha fatta questo... Anche il portiere Cucchietti. Sì, il portiere e questo centravanti. Anche quello è scuolatoro come Saracco. Allora, Antonio. C'è poco da commentare sulla regina, c'è una formazione che all'inizio era un po' additata da tutti come una delle formazioni che avrebbero dovuto lottare fino alla fine per conquistare la salvezza, sta dimostrando invece che con la forza delle idee e con Maurizi, che bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare, sta mettendo bene in campo la squadra, ha conquistato una posizione di classifica di tutto rispetto, anzi ha sorpreso perfino i suoi stessi tifosi. Vero. Aldo, questa squadra secondo te, che apporto ha dato il tecnico rispetto magari l'anno scorso che c'era Zeman, Maurizi, insomma? Ma io penso che il tecnico è un elemento importantissimo di una squadra, secondo me è quello che mette in campo i giocatori, quello che li segue settimanalmente, è tutto, però la regina è stata costruita bene durante la fase del precampionato e durante la fase del calciomercato, ha mai investito sui giovani, ha una società che ha speso poco perché mi pare che le risorse a Reggio Calabria in questo momento non siano risorse importanti, però con grande sacrificio, con grande cosa, la regina si è portata nei primissimi posti della classifica e se oggi fosse finito il campionato avrebbe sicuramente farebbe i playoff, e quindi come vedete è una squadra ha un impianto 16 importante, punti, Aldo, giocatori, il doppio del Cosenza. Vedi Franco, perché hanno però chiaramente vediamo durante il proseguo del campionato quello che succede, Franco, vediamo quello che succede. Io penso che la regina non ti deve punzecchiare. Sì, ma lui mi punzecchia perché fa bene, ma io con Franco siamo 30 anni che facciamo un ottimo feeling. Facciamo questa trasmissione. Bianchimano, c'ha un Bianchimano che il Cosenza ma il Cosenza a gennaio deve comprare un attaccante, Franco. Sicuro, assolutamente. Sicuro. Se non compra un attaccante Braglia sa già dove intervenire. Franco mio, ieri, ecco, tornando al discorso del Cosenza, una piccola digressione, la parentesi 30 secondi. Ieri, quando poi il collega della Rai gli ha fatto la domanda di tornerete sul mercato a gennaio, lui ha detto vedremo Braglia quello che dirà. Ha parlato solo di Braglia, quindi Braglia ha già individuato praticamente lì dove intervenire. Vai Silvia. Ascoltiamo Maurizi. In campo con la chiara volontà e anche coerente poi da quello che si è visto in campo di giocare solo noi la palla e di riconquistarla nel minor tempo possibile, e questo è stato. E sono contento del nostro secondo tempo perché lavoriamo sempre per fare una superiorità posizionale e non mi andava quello che è successo il primo tempo, ma non perché avessimo giocato male, anche perché c'era anche Catania in campo che è una squadra molto molto forte, ma perché noi dobbiamo giocare come sappiamo, punto e basta. Faccio i complimenti a Catania perché ha fatto un buonissimo primo tempo e faccio soprattutto i complimenti alla regina perché ha fatto una grandissima partita. Ci scusiamo per l'audio. Non è dei migliori purtroppo, sì, capita, tecnicamente capita. Insomma. Passiamo al capitolo Rende. Adesso parliamo del Rende. Il Rende che ha perso a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia per 1-0, però una partita che ci dicono con poche occasioni da gol. Pochi tiri in porta, diciamo. Esatto, la Juve Stabia che torna sul proprio terreno
aveva giocato nelle precedenti gare a Caserta, mi pare, giusto? Aveva giocato a Caserta, esattamente. Rende biancorossa con strisce orizzontali e la Juve Stabia, qua c'è un giocatore molto importante che mi piace tanto, Franco, in questa Juve Stabia, ex Melfi, si chiama Canotto, che poi è dalle parti di Rossano, di Calabrese. È uno che ha dato poi la palla del gol a Paponi in chiusura di primo tempo. Qui c'è un tiro dalla distanza del Rende bloccato dal portiere Campano. E il gol, come dicevo, poi arriverà a fine primo tempo. Juve Stabia qui in avanti, schiaccia l'attaccante, però non ci sono problemi per il portiere forte. Una partita forse che il Rende poteva portare a casa anche in questa gara, un risultato diciamo di parità, che non mi pare che ci siano state tante occasioni, come diceva Silvia prima, chissà quante occasioni da rete. E qui dovrebbe esserci il solito cross dalla sinistra di Canotto. Molto lontano, diciamo. Nessuno, esatto, troppo lungo. Ancora Juve Stabia in avanti, che è diretto in panchina dal duo, no? Ci sono due allenatori. Caserta e Mare, che c'è in panchina? L'altro non... Caserta lo ricordo, sì, sono due tecnici che stanno appunto guidando dalla panchina in questo campionato la Juve Stabia. Qui c'è un tiro dalla distanza che si perde praticamente molto al lato. E ancora ci vediamo se riusciamo ad arrivare al gol, c'è Canotto e qui c'è Paponi che di piatto destro la mette in rete. E questo è il gol della vittoria, gol appunto di Paponi, 43esimo del primo tempo, che regalerà poi 3 punti pesanti alla Juve Stabia. Possiamo vedere eventualmente se abbiamo il replay, Canotto che se ne va a sinistra, lì Paponi, ecco, Franco qui, se torniamo in studio vorrei capire, Franco, dove è stato lo sbaglio qui del difensore centrale. Bisogna attaccarlo prima che entrasse in aria prima, e poi in aria bisogna stringere le Canotto è molto veloce però. In aria bisogna sempre stringere le marcature preventive. Perché ho visto che lì Paponi partiva da dietro. Punto, bisogna stare sempre davanti all'avversario, stringere la marcatura, farla diventare preventiva marcando davanti l'avversario. Noi stiamo vedendo tanti gol oggi, sì, no, di difensori sempre in ritardo, con l'attaccante che anticipa sempre il movimento e la vita facile. Questo sulla carta non dovrebbe accadere, insomma. Vediamo cosa ha detto Silvia. Mister Trocini. Vediamo cosa ha detto Trocini. È stata una partita non spettacolare dal punto di vista delle occasioni, ma sicuramente molto battagliata in mezzo al campo. I portieri sono stati poco impegnati, però a centrocampo ci sono stati tanti duelli e non era facile venire a giocare qui a Castellammare in una situazione come quella di oggi, insomma, con grandissimo entusiasmo. Difatti l'approccio della Juve Stabia è stato importante, però sono convinto che la nostra squadra abbia fatto un'ottima prestazione. Perdere 1-0 a Castellammare è un risultato che ci può stare. Abbiamo perso 4 partite, tutte e 4 per 1-0, segno comunque che siamo una squadra che rende la vita dura un po' a tutti, di questo siamo orgogliosi, siamo consapevoli che ogni partita sarà durissima a far punti, però abbiamo una rosa, un gruppo dove la stragrande maggioranza è all'esordio in questa categoria, quindi c'è enorme entusiasmo, grande voglia di dimostrare di essere all'altezza. Allora Antonio, mister Trocini dice, ricalca il fatto di aver perso 4 partite per 1-0. Testimonianza di un stile di gioco sparagnino da parte del Rende, sparagnino per dire anche concreto, cioè nel senso che comunque il Rende bada prima a non prenderle e poi ad offendere, ma è su questo che il Rende ha costruito la sua buona classifica. È un modo di interpretare il calcio in base agli elementi che si hanno a disposizione, perché è normale, se si hanno a disposizione, come dicevamo prima, Costa Ferreira, Caturano, Di Piazza, eccetera eccetera, probabilmente chiunque tende a giocare all'attacco. Il Rende invece deve fare necessità virtù e lo sta facendo bene. Sabato sera Franco... Antonio, no, volevo vedere perché il Rende ha 14 punti in classifica, stavo controllando, sì. E quindi abbiamo visto anche 14 punti in classifica. Quasi playoff. 6 più del Cosenza. 6 più del Cosenza, diceva Franco. Ah vabbè, al momento sì, i numeri sono questi.
Però, Sabato però sera non bisogna, voglio dire, questo coltello è la piaga di Aldo, non mi piace. basta, per oggi basta. Non è giusto. Sabato sera c'è Rende Sicula Leonzio. Guarda, è una partita che penso andrò a vedere, Silvio, magari andremo insieme con Antonio, Certo. con quelli che seguono poi il perché poi c'è pure il Cosenza, ecco, allora, mi hai dato un assist, il Cosenza giocherà alle 16:30 sabato contro il Racing Fondi, mentre alle 20:30 il Rendi ospiterà al Marco Lorenzon la formazione della Sicula Leonzio, che ha battuto, mi pare, in trasferta ultimamente anche il Catania, ed è allenata da mister Rigoli, che conosciamo bene. Che bella frittata che hanno fatto. C'è Arcidiacono, c'è Saraniti, mi pare. No, Saraniti no, c'è Marano. Angelo qualcosa, no. Vabbè. C'è l'ex Rende Ferreira, se non sbaglio si chiama. Sì. C'è il portiere Narciso ex Foggia, quello che aveva praticamente De Franco, Zerbi ma il con Rende è lui. arrivato a 14 punti, il Rende non è che deve vincere il campionato. No, anzi, sta mettendo fieno in cascina, questo sì. ha messo fine in cascina, adesso si fa questa partitina. Il Rende secondo me Questa è una bella partita comunque, che perché sicuramente Rigoli col navigherà 4-3-3 sempre tra metà classifica, non è che ha problemi di salvarsi o meno. Fa un campionato dignitoso, è partito bene, sta battuto. E c'è un giocatore importante nella Sicula Leonzio, adesso mi è venuto in mente Bollino. ex Taranto. Bravissimo, Sì. Bollino che è un bel giocatore, insomma, uno che rientra peperino. poi col piede destro, sinistro, eccetera, mette queste palle a scavalcare, insomma, il centrocampo. Chiedo alla regia di mandare il prossimo turno così lo leggiamo insieme. Casertana Regina, Catania Bisceglie, Cosenza Fondi, Fidelissandria Lecce, Matera Juve Stabia, Rende Sicula Leonzio, Siracusa Paganese, Trapani Agragas, Francavilla Catanzaro. Quindi il Catanzaro andrà a giocare a Francavilla e Antonio. Guardando le partite, d'impeto direi che le tre big potrebbero allungare un po' in classifica. Il Catania in casa con Bisceglie, il Lecce anche in casa dell'Andria, che non mi pare irresistibile quest'anno, il Monopoli mi pare che riposa, e poi il Trapani in casa con l'Agragas. Io però credo che almeno per queste tre formazioni il pronostico è d'obbligo. Però io ribadisco, quello che ha fatto il Cosenza negli ultimi 90 più 45 minuti, Cosenza Fondi, io direi che ci sono tutti i presupposti per vedere un altro successo al Marulla, me lo auguro. Aldo, che partita sarà Cosenza Fondi? Cosenza Fondi sarà una partita che il Cosenza deve vincere. È necessariamente bravissimo. Non si può discutere, perché se col Fondi non vengono i 3 punti, allora veramente le cose incominciano a farsi serie. Ma se il Cosenza dovesse giocare come ha giocato, giustamente come diceva, con il primo col Bisceglie e a Lecce, secondo me vincerà la partita, perché in casa poi speriamo che sia anche un po' di pubblico, perché ieri non dimentichiamo a Lecce 10.700.000 spettatori, ed era anche in TV. Se a Cosenza ci saranno 1.500, 1.600 sabato 16:30, io credo che quelli saranno un po' di persone in più, se non farebbe male, perché in questo momento una squadra che deve recuperare, scusami Franco, deve anche avere il supporto del pubblico. Se il pubblico poi il Cosenza, siccome è abituato a giocare con 1.700-1.800 persone, sicuramente porterà a casa i 3 punti e cominciamo anche a dare qualche segnale, e qualcuno che fa un pevolicchio, come si dice a Cosenza, lo mettiamo da parte e gli diciamo che il Cosenza navigherà fra 5-6 domeniche nei piani alti della classifica. Volevo chiedere a Franco, se non ricordo male, oltre a Corticchia, Nolè, qualche giocatore diciamo di Lega Pro di categoria C, c'è anche Paparusso, te lo ricordi Paparusso? Come no? Gioca nel Fondi. Ancora? Sì, ma non è grande però. Però tu lo ricordi meglio di me, Paparusso. Come no, che me lo ricordo. Invece... Scusami perché... Franco, il problema di microfono, ti prego, Franco. E ricordiamo che... Poi chiedevo a Franco, scusami che vado a ripetere la domanda, c'è Corticchia, c'è Nolè, c'è qualche giocatore di categoria... Diciamo che Nolè è quello... Esatto, è la persona esatta, l'attaccante che ha regalato qualche gol. Però c'è anche Paparusso. Ma io al di là di Paparusso, io credo che, come dice Aldo,
la mia è una convinzione, non è un auspicio, è una convinzione vista le prestazioni della squadra ultime. Io credo che Cosenza da sabato inizierà la lunga rincorsa ai playoff. Credo che assisteremo ad una bella prestazione della squadra sulla falsariga di quella di ieri, con una vittoria convincente, e questo poi darà il là a una continuità di risultati che ci porterà sicuramente nei playoff. Antonio, poi si gioca nuovamente martedì il Cosenza. E anche martedì ad Agrigento il Cosenza deve vincere. Allora mi vado a leggere poi, vai che leggo poi il turno successivo. È imprescindibile che in queste due gare, lo ha detto lo stesso Braglia, che sono le partite in cui il Cosenza deve dimostrare di essere veramente il Cosenza, i rossoblù debbano conquistare l'intera posta in pari. Quindi non ci piove, ci aspettiamo 6 punti, diciamolo chiaramente, dai. Franco, non più di 10 giorni fa si sono state giocate 3 partite in 7 giorni, ora a distanza di 10 giorni, 12, altre 3 partite in 7 giorni perché, come abbiamo detto, il Cosenza ospiterà sabato prossimo alle 16:30 il Racing Fondi, mentre il Rende ospiterà alle 20:30 dello stesso giorno, sempre di sabato. Quando si allenano? Esatto, quando si allenano. Stiamo diventando un po' come le squadre di Serie A. Sì, ma non abbiamo le strutture, l'organizzazione. Il problema è questo, che poi si giocherà sabato e si giocherà, per gli amici che ci seguono da casa, si giocherà nuovamente martedì. Io vado a leggervi il turno di martedì, che è un'altra, la seconda infrasettimanale di questo campionato. Si giocherà il 4 novembre, Siracusa Paganese, Catania Bisceglie, no, ho sbagliato, scusate, Acragas Cosenza, eccola qua, il turno infrasettimanale il 7 novembre, Acragas Cosenza, Juve Stabia Francavilla, Paganese Catania, Sicola Leonzio Fidelissandria, Trapani Rende, Bisceglie Matera, Catanzaro Monopoli, Lecce Casertana e Regina Siracusa. Questo sarà il turno intermedio. Allora andiamo ai saluti, salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti: Aldo Cennamo, salve, grazie a tutti, il mister Franco Giugno, buonasera, per Cosenza Channel Antonio Clausi, grazie a voi, Franco Segreto, mio compagno d'avventura, grazie. Diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 15 per replay. Ricordiamo che il Cosenza giocherà sabato pomeriggio alle 16:30 a San Vito Marulla contro il Fondi e il Rende invece sabato sera alle 20:30 contro la Sicula Leonzio. È tutto. È tutto. Arrivederci. A lunedì prossimo, buon pomeriggio.